Sono Domenico Pepe, mi occupo di progettazione di edifici ad alta efficienza energetica. Inizio quasi sempre con questa diapositiva che ormai è super abusata, insomma, è super conosciuta. Il secchio pieno di fori, il secchio senza fori. Il secchio pieno di fori rappresenta gli edifici che abbiamo in Italia, la maggior parte, il 90% degli edifici in Italia sono rappresentati dal secchio con i fori. Per mantenere un livello di temperatura alto all'interno dell'involucro devo riempire, no, devo costantemente riempire il secchio per compensare le perdite. Il secchio senza fori rappresenta proprio quello che è il concetto di casa passiva o casa clima oro, cioè un edificio dove basta una goccia di calore per mantenere il livello di comfort all'interno degli ambienti adeguato. Ripeto, un'immagine che conosciamo tutti, ma serve per darci la base di partenza. Riduco il fabbisogno dell'involucro in modo tale che l'impiantistica non debba lavorare così tanto. Vi pongo questa domanda: se è realistico che tutti gli edifici possano essere riqualificati o realizzati near zero energy building? La risposta la vedremo a breve. Vedremo anche un esempio storico in Sasso che è stato portato a questi livelli. Ma prima di rispondere a quella domanda, la lascio un po' in suspense per la discussione di dopo, affronto alcuni pregiudizi. Pregiudizi che sono, diciamo, duri a morire, pregiudizi che anche ci bloccano, come dire, dal punto di vista dell'innovazione progettuale, non ci liberano da quelli che sono i concetti che ci hanno guidato per 20-30 anni a questa parte, insomma. Ma è possibile cambiare, è possibile innovare nella progettazione. Ne vale veramente la pena? Quando faccio delle visite in cantiere così aperte al pubblico, mi vengono fatte alcune osservazioni. La prima osservazione che mi viene fatta è questa: mi fanno paura quegli impianti lì. Allora, i tubi neri, faccio notare al committente, insomma al visitatore, i tubi neri sono dei semplici scarichi, i tubi blu sono adduzione acqua calda, acqua fredda, i tubi bianchi sono per la ventilazione meccanica. Quelli in più sono solo quelli bianchi. Tutti gli altri comunque ci sarebbero in un edificio normale. Un'altra obiezione che mi viene fatta, ma è troppo complicato, appunto la ventilazione meccanica, troppo complicata, non mi piace, non voglio affrontare il tema. Una domanda che vi pongo è questa: alzi la mano, ma per cortesia partecipiamo, alzi la mano chi pensa che questa scatola sia più complicata di una caldaia a condensazione. Nessuno alza la mano, quindi funziona in maniera più semplice di una caldaia a condensazione. Va bene, grazie per la collaborazione. Sì, è vero, a destra è uno schema, è lo schema di una caldaia a condensazione, a sinistra il laser non funziona, non mi assiste. Vabbè. A destra lo schema di una caldaia a condensazione, vedete insomma che ingegno abbiamo ancora nella maggior parte delle nostre abitazioni. A sinistra il funzionamento di un recuperatore di calore, in questo caso rotativo, per il recupero anche del calore sensibile e latente dell'aria. Quindi insomma, è molto più semplice un impianto di recupero di calore della ventilazione meccanica che non una caldaia a condensazione. Un altro tema, ma sì, ma voi mettete tutto questo isolante, anche se fosse fibra di legno o sughero, no, per non parlare dell'EPS, la parete deve, alcuni dicono, insomma, la vulgata, no? Su internet si trovano ancora queste affermazioni paranormali, alcuni dicono no, la parete deve respirare, no? Lasciamo perdere quello, se siete qua sapete che le pareti non devono respirare. La parete deve traspirare, traspirazio. Sì, insomma, se entra del vapore nella parete,
questo vapore deve uscire, altrimenti c'è un problema di condensa interstiziale, UNI 13788, Glaser, per capirci, e diventa un problema se supera il Qmax, no? La quantità ammissibile di condensa che si può generare all'interno delle stratigrafie, e quindi ci possono essere deperimento di materiali, eccetera, eccetera. Non la faccio lunga, sono cose che sono, insomma... ma io vi faccio un esempio, si muore in edifici di quel genere lì? No, mica il vetro non traspira, anzi, anche negli edifici, nelle piscine, la parete non dovrebbe, o meglio, deve essere altamente resistente alla traspirazione, perché c'è una così elevata umidità relativa all'interno delle piscine che questa umidità, se dovesse mai entrare nelle pareti, farebbe fatica ad essere smaltita, quindi deve utilizzare delle barriere a vapore. Quindi il concetto della traspirazione è: se entra vapore deve uscire, ma non è detto che deve essere, con questo non voglio dire che una parete deve essere assolutamente non aperta alla traspirazione, sarebbe opportuno che sia traspirante, eccetera, eccetera. Ma negli interventi di cappotto interno, alcune volte non posso permettermi il passaggio di umidità all'interno della parete. E comunque, anche se metto barriere a vapore o se vivo in involucri dove l'intero edificio è composto da barriere al vapore, perché il vetro è una barriera a vapore, anche in questi edifici si vive in maniera tranquilla. Ci sono, come diceva la collega, dei sistemi di ventilazione meccanica che consentano il ricambio dell'aria. Un altro pregiudizio: ma abbiamo sempre fatto così, gli spessori delle pareti, 20 cm di cappotto, ma sono troppi, come si fa a vivere in una casa con un cappotto così spesso? Vabbè, mica viviamo nei muri, cioè, viviamo nell'abitazione, non ci accorgiamo nemmeno che in quella finestra c'è un pilastro che mi ingrandisce, mi spessisce il foro finestra fino a altri 40 centimetri. Non ce ne siamo accorti prima. Quando siamo entrati, credo che nessuno si sia accorto di questo problema. Allo stesso modo, in edifici con elevati spessori, non ci si quando si vive all'interno, si bada più al comfort che c'è all'interno che non allo spessore della parete. Ma vedete bene due edifici a confronto. Questo è uno degli edifici che vi mostrerò dopo. A destra l'edificio riqualificato classe A Casa Clima, a sinistra sono edifici a schiera, sono villette a schiera, quindi sono abbastanza simili. A sinistra una villetta affiancata alla precedente, riqualificata con solo 4 cm di EPS nello stesso periodo. L'intervento era stato fatto dal fratello del proprietario, il quale proprietario diceva al mio committente: ah, ma lascia perdere l'ingegnere, lui ci guadagna con gli spessori elevati di cappotto. Io non l'ho ancora capito, se qualcuno lo sa me lo dice, perché così insomma ci scambiamo anche queste conoscenze, ci va bene se fosse vero. Non è così, ovviamente, lo sapete anche voi. Il problema è che il vicino del mio committente si fidava di suo fratello, il fratello, non avendo cognizione di alcuni temi che sono insomma che devono essere affrontati, tra cui i ponti termici, insomma la resistenza minima della parete, la resistenza termica minima di una parete, quindi varie questioni, essendo un applicatore, un posatore, diciamo un pittore trasformato in posatore di cappotti, e il risultato è quello che vedete: ponte termico non risolto per la presenza di un cordolo in cemento armato, ponti termici non risolti all'intorno degli infissi, insomma una situazione a dir poco tragica. Cioè, quella persona lì ha speso, non dico gli stessi soldi del mio committente, ma quasi, perché tutti i soldi sono andati più in manodopera che non in spessore. Il mio committente ha speso in più
l'incremento di spessore di isolante. Lui, il mio committente, spende ora 250 euro all'anno di riscaldamento circa, e l'altro sui 600-700, insomma, con un costo quasi simile di intervento il risultato può essere ben differente. E investire bene significa anche rientrare in maniera ottimale dell'investimento fatto. Vi sfido e sfido anche i miei committenti a trovare un investimento che sia più remunerativo dell'efficientamento energetico di un edificio, che arriva a rendimenti di circa l'8 il 10% all'anno. Si fa fatica sui rendimenti in borsa ad arrivare al 4%. Se lo sognano il 4%. Un altro pregiudizio è quello, accennavo prima, ma le pareti devono respirare, deve passare aria libera. Quindi tutte queste nastrature, quando vedono le nastrature, si spaventano, no, ma poi io come respiro, come faccio a... Bene, se non ci fosse tenuta all'aria, si verificherebbe questo fenomeno fisico. Una trave fissata in parete, che non avesse nel suo intorno tenuta all'aria, vedrebbe il passaggio incontrollato di aria calda e piena di umidità sulla testa, la quale, arrivata ad una certa isoterma, creerebbe condensa. È un po' quello che avveniva col vetro singolo della finestra della nonna. Aria calda e umida dell'appartamento, moti convettivi che permettevano quindi che l'aria lambisse la superficie, il vetro singolo, si crea condensa. È lo stesso fenomeno. Qui vi ho fatto una simulazione termografica dove ho messo in evidenza i 17 gradi temperatura di comfort che devono avere tutte le superfici interne perché si possa certificare un edificio casa passive house, e un'isoterma di 10 gradi. Perché ho indicato quella di 10 gradi? 20 gradi, 50-60% di umidità relativa, 10 gradi condensa, sicuro. Se io ho uno strato di aria in questa posizione, purtroppo l'aria, la convezione dell'aria porterà l'aria che è piena di umidità arrivata in questo punto qui, condenserà, un po' come avveniva sui vetri del singolo vetro. È fondamentale quindi che vi sia tenuta all'aria, tenuta al vento, tenuta all'aria per evitare le esfiltrazioni, passaggio dell'aria calda e piena di umidità dall'interno verso l'esterno, e le infiltrazioni, passaggio di aria fredda dall'esterno verso l'interno. Questo è necessario per varie ragioni. Una questione di energia, di umidità, qualità dell'aria interna, per acustica, dove passa l'aria passa il suono, e comfort interno. Se ho degli spifferi non starò sicuramente, la mia abitazione non sarà sicuramente confortevole. L'ultimo punto, badate bene, non è qualcosa di secondario, non l'ho messo alla fine perché sia qualcosa di secondario, ma è molto importante. Ho avuto alcuni casi dove alla fine degli edifici, no, venivo chiamato per eseguire il blood test perché chi abitava, l'impresa non aveva seguito la tenuta all'aria in maniera adeguata, il progettista evidentemente non aveva posto attenzione alla progettazione della tenuta all'aria, la direzione lavori, non essendoci sul progetto, non c'era, come dicevo l'impresa non gli importava nulla, e siamo andati lì con il blood test e abbiamo visto che gli spifferi erano così diffusi che in inverno la signora Maria, diciamo così, sentiva proprio delle ventate di vento freddo. Ecco. Efficienza energetica, perché bisogna garantire la tenuta all'aria? Qui vi ho messo alcune immagini, credo che alcuni di voi abbiano già visto, insomma, questi termogrammi, questi specifici termogrammi sono realizzati durante il blood test che
viene eseguito applicando un telo temporaneo e una ventola, chiudendo tutte le aperture, la ventola crea una depressione o una pressione all'interno del volume, tirando via o immettendo aria all'interno degli ambienti, e tramite le fessure distribuite sull'involucro e con la termocamera è possibile, individuare le eventuali fessure sull'involucro. Qui vi ho fatto, spero che si veda anche da lì in fondo, vi ho messo alcuni numeri. Se dovessi rispettare lo 0,6 volumi orari limite per le case a clima oro, avrei diciamo un ricambio per infiltrazioni, riportandolo secondo la 13790, avrei dei ricambi per infiltrazioni pari a 0,042, 0,6 a 50 pascal, 0,042 come se fosse nella vita reale dell'edificio. Questa infiltrazione mi determina delle perdite di 4 watt Kelvin. Vi ho messo anche in riferimento al kilowattora, se ho un edificio di 111 metri quadri, 300 metri cubi, 0,6 volumi orari di ricambio a 50 pascal vuol dire 2 kWh metro quadro all'anno. Sapete che il limite di Casa Clima Oro è 10 kWh metro quadro all'anno, io già 2 kWh metro quadro all'anno li perdo solo per le infiltrazioni, ammesse perché devo stare sotto lo 0,6. Più è basso questo numero, minori sono i fori distribuiti intorno all'involucro. Quindi 2 kWh già li perdo per le infiltrazioni. Me ne restano 8 da giocare. È dura, eh? Cioè, se non curo la progettazione, il dettaglio della tenuta all'aria è veramente complicata. ZEB non lo riusciamo a fare, non riusciamo a raggiungerlo. Vi faccio osservare questo valore, 5 volumi orari, è il valore medio di edifici in cui non è stata prestata, non è stata data attenzione adeguata alla tenuta all'aria. Ho avuto anche risultati peggiori, sono arrivati anche, vabbè, non voglio spaventare. N infiltrazioni 0,35, perdite per la sola infiltrazione 18 kWh metro quadro all'anno. Voi pensate, se io progetto un edificio in classe A, secondo la normativa nazionale, non faccio nessun tipo di blow door test, penso di essere in classe A, più 18 kWh sono in classe B. Classe A per Casa Clima è da 10 a 30, mettiamo di essere su una decente classe A Casa Clima 20 kWh metro quadro all'anno, faccio il calcolo, non faccio il blow door test, la tenuta all'aria non viene eseguita in maniera corretta, sono a 18 kWh in più, quindi sono a 38, quasi 40. Questo è il grafico di Carrier che vi fa vedere 20 gradi, 65%, 60% di umidità, mi condensa circa 9 gradi, 10 gradi. E 65% di umidità io li raggiungo. Questo è un data logger fatto nella mia abitazione, aperture 3, 4, 5 volte al giorno, aprendo le finestre, le porte opposte, eccetera, eccetera. Diciamo una buona gestione. Comunque arrivo a 65, 70, 80, 82% di umidità relativa all'interno. Sto provvedendo l'installazione della ventilazione meccanica. L'ho fatto prima appunto per mostrare prima e il dopo. Problema di diffusione, problema di asciugatura. Vedete la convezione attraverso l'involucro. Se non ci fosse tenuta all'aria, si potrebbe verificare condensa 800 grammi metro quadro al giorno, metro quadro superficie,
considerando 1 mm per 1 metro di fessura. La diffusione passa attraverso l'involucro 25 grammi metro quadro al giorno. Vedete gli ordini di grandezza, la goccia rappresenta proprio la grandezza. Se la tenuta all'aria non è garantita, ci possono essere anche problemi di salubrità degli ambienti interni. Muffe, carie bruna all'interno. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, addirittura queste muffe, è una muffa la carie bruna, può anche portare a micosi polmonare, quindi anche infezioni polmonari. Quindi è importantissimo, come si dice, conoscere per deliberare, e noi dobbiamo conoscere per ben progettare. Per questo scusatemi se ho voluto un po' approfondire il tema della tenuta all'aria, perché è indispensabile anche per gli edifici in riqualificazione. Questo è un edificio, è l'edificio che vi ho mostrato prima nella termografia, è l'edificio dopo la realizzazione, 18 cm in EPS, in questo caso in parete perché è il materiale più economico, 16 cm in copertura, 6 cm solaio verso la cantina. L'edificio aveva telaio in alluminio senza taglio termico, doppio vetro, all'interno del quale faceva anche condensa, quindi non c'è nemmeno tenuta all'aria della vetrazione. In questo caso è stato utilizzato PVC, triplo vetro, basso emissivo gas argon, è stato optato per le vetrazioni a sud per un vetro extra clear, che significa con un fattore G solare molto più alto, più performante, in modo tale da ottimizzare gli apporti solari in inverno. Un vetro, un UG 0,5 può arrivare anche a 0,5 il fattore G. In questo caso abbiamo optato per un fattore G a 0,6 perché le condizioni al contorno per arrivare a una classe A determinavano il dover aumentare un pochettino, spingere un pochettino di più sugli apporti solari. Ecco, qui alcuni dettagli, sempre con le simulazioni termografiche. La parete originaria era costituita da una tavella da 6 cm, un intercapedine con un isolante bianco che era insomma anche messo male, si vedeva in alcuni punti, abbiamo fatto dei sondaggi che non era prettamente utile, insomma. E blocco in argilla espansa all'esterno, anche a vista. Abbiamo optato per cappotto esterno, in EPS 18 cm. Per fortuna il committente ha voluto rifare anche i terrazzini esterni, i marciapiedi esterni. Questo ci ha permesso di scavare un po' di più vicino all'edificio, inguainare, applicare dell'isolante e poi ringuainare con una guaina tenuta all'acqua. Da qui poi si è partiti con almeno 30 cm di XPS e su con il cappotto. Questo è un po' il dettaglio finale. Ovviamente nella parte sottostante non abbiamo voluto esagerare, eravamo sottoterra, le termografie addirittura anche fermandoci solo in questo punto ci garantivano una temperatura di comfort all'interno. Abbiamo deciso di ridurre quindi l'isolante ma andare un pochettino più in basso per garantire anche qualità di vita nella cantina. Voi considerate che ora la cantina è vivibile, prima era umida, piena di umidità, attualmente hanno arredato anche con un divano, insomma c'è anche un'altra qualità della vita. In cantina io non ci vivrei, ma ognuno poi è libero, sentendosi confortevole, è libero di agire come meglio crede. Tenuta all'aria, in alcuni casi purtroppo non è una best practice questa, cioè, per un nuovo edificio non farei una cosa del genere. In questo caso non potevo pretendere di chiedere la rimozione o il rifacimento di tutte le tubazioni, abbiamo optato per una soluzione di schiuma free, proprio riempiendo tutti gli interstizi, in questo caso di schiuma. Tenuta
all'aria garantita con una membrana freno vapore per gli infissi e spugnette per la tenuta all'aria degli impianti, dei corrugati dell'impianto elettrico, e a destra vedete il blow door test, telo con la ventola collegata al PC. A destra come ora, a sinistra come era prima. Questo è un altro intervento. Da quello che mi ha detto Casa Clima è il primo intervento Casa Clima R in provincia di Pordenone. In questo caso abbiamo due villette binate, è stato fatto un cappotto da 16 cm, sostituzione degli infissi solo parziale, perché il committente aveva già sostituito gli infissi del piano superiore con PVC. Il piano inferiore c'era ancora il doppio infisso, legno all'interno, alluminio all'esterno. E abbiamo optato, lui ha voluto per sua sensibilità personale mantenere l'infisso in legno singolo vetro all'interno, e quindi abbiamo optato per riproporre sopra il cappotto l'infisso un po' il doppio infisso che c'era prima, ma ovviamente con prestazioni più elevate, telaio anche se in alluminio con taglio termico, doppio vetro, basso emissivo, gas argon. Alla fine il pacchetto complessivo dell'infisso in questo caso è fatto da singolo vetro interno e due vetri esterni, quindi anche in questo caso come se fosse un triplo vetro, in più c'è una resistenza aggiuntiva fra i due serramenti, legno all'interno e alluminio esterno. Questo è il blow door test fatto in quest'ultimo edificio. Considerate che questo qui è un camino, e che questa immagine, questa qui, si riferisce all'attacco solaio-camino, canna fumare, copertura della canna fumare. Quando viene installato un camino, chi lo installa fa un'asseverazione che tutto è installato a regola d'arte, che il monossido che è all'interno non dovrebbe entrare che è all'interno del camino per la combustione finale eventuale dei pezzi di legno, non dovrebbe entrare nell'abitazione. Durante il blow door test si è verificato questa cosa. Mettendo in depressione l'edificio, l'aria fredda entrava proprio dalla parte in alto. Qui vedete questi sono gli infissi in PVC preesistenti, già installati prima della riqualificazione. Anche questi abbiamo dovuto fare una piccola regolazione perché vi erano delle perdite anche importanti. Questo è un ultimo esempio, un edificio storico in sasso a vista, sasso con i correnti in laterizio. Sono stato all'Archivio di Stato di Udine e siamo riusciti a risalire alla prima carta disponibile, e l'edificio era già disegnato e la carta era del 1811, quindi è precedente al 1811. Anche in questo caso abbiamo cercato di ottenere un edificio NZEB, e più precisamente Casa Clima Oro. L'edificio è ancora in fase di riqualificazione, siamo alle battute finali, manca solo il cappotto sul fronte sud. L'intervento è stato basato principalmente sull'interno, lato est, nord e ovest sull'interno, lato sud cappotto esterno, risoluzione di alcuni ponti termici, ovviamente per evitare il passaggio di calore dall'interno verso l'esterno nei punti di cambio del lato dell'isolante fra interno e esterno. Questo è avvenuto su tutti e tre i piani. Alcune foto di cantiere. In questa fase abbiamo rimosso la copertura, travi in uno stato, purtroppo tutto il legno che era presente
lo strutturista non si è sentito di mantenerlo, quindi abbiamo dovuto purtroppo sostituire tutte le travature in legno. Rifatto il legno, primo telo freno vapore, passaggio di ogni tubo ben sigillato, tenuto all'aria, quindi anche con un bel po' di pazienza dell'artigiano che ha eseguito i lavori. Cordolo perimetrale sopra il cordolo preesistente, è stata un po' una soluzione voluta dallo strutturista che abbiamo combinato insieme. Potete notare come anche le teste delle travi che hanno lo stesso verso, delle terziere, che hanno lo stesso verso delle precedenti, di quelle che c'erano prima, sono state inglobate tutte con dell'XPS per evitare anche il ponte termico puntuale del legno che potesse permettere un maggior incremento di flusso termico dall'interno verso l'esterno tramite appunto il fatto che il legno non è un isolante lambda 0,13, quindi non isola, quindi in questo caso abbiamo dovuto adottare anche precauzioni aggiuntive e anche di isolamento rispetto all'altro cordolo perimetrale. Anche le travi, anche in questo caso la trave, il puntone uscente verso l'esterno è stato isolato nella parte bassa, forse qui si vede meglio, quindi il puntone non tocca direttamente il tavolato e quindi non tocca direttamente la struttura, ma è isolato, c'è un taglio termico nella parte sotto. Anche ove ci fosse il cappotto interno, questo deve essere adeguatamente progettato, devono essere fatte queste simulazioni in modo tale che si verifichi sia la temperatura superficiale sia la potenza termica che deve essere sotto 0,01 watt metro Kelvin. Quindi si può raggiungere l'obiettivo lasciando il sasso a vista. In questo caso all'esterno, sul lato est, ovest e nord, verrà lasciato il sasso a vista perché c'è il piano regolatore, per fortuna, dava anche un obbligo in questo senso di mantenimento delle caratteristiche storiche. È una zona A1, quindi non è in zona A, quindi restauro, completo restauro, è una zona A1, quindi mantenimento degli aspetti peculiari degli edifici, non potevo fare una cosa modernissima, quindi abbiamo dovuto lasciare addirittura il sasso a vista sui 3 fronti. In questo fronte qui ci siamo permessi di fare il cappotto esterno, risolvendo comunque il ponte termico che si sarebbe verificato nel passaggio fra cappotto interno e cappotto esterno. Abbiamo comunque dovuto isolare le spallette per evitare il maggior flusso termico che si sarebbe verificato in questo senso. Questo è il tetto, 42 cm sulla copertura di isolante fibra di legno, 16 più 5 su est, ovest, nord, 28 sul lato sud. Cappotto esterno sul lato sud, vi dicevo, perché vi era già un intonaco e con il comune si è addivenuti a questa soluzione. Per il signore che mi aveva chiesto la finitura, non sono stato completamente corretto perché comunque abbiamo dovuto ricostruire il cordolo sommitale e in quel caso abbiamo utilizzato intonaco alla romana perché riprendesse per quanto più possibile, proprio come se fosse un'opera di restauro, l'intonaco esistente subito in basso, perché è stato veramente un cordolo, il rifacimento del cordolo, anche perché la rimozione delle travi determinava uno sfaldamento Ecco, vado velocissimo, questo è il telo blu, è tenuta al vento traspirante sul lato esterno dell'isolante, vedete tutte le sigillature butilico su superfici in cemento armato o comunque su strutture
che non siano legno e teli, invece il nastro blu, quello piatto, sull'USB. Anche tutte le tubazioni sono state isolate con almeno 2 cm e mezzo, 3 di EPDM. Questo è un po' il risultato finale all'interno. Anche all'interno abbiamo potuto lasciare in alcuni punti il sasso a vista, naturalmente verificando tutte le isoterme. Alcuni punti importanti. Promemoria, lista della spesa. Fare edifici in ZEB non ce lo dice solo la normativa, lo dobbiamo fare perché abbiamo un impatto positivo sulla riduzione di CO2, serve per il risparmio energetico ed economico dei committenti, risparmio delle risorse che altrimenti sarebbero inutilmente spese per mantenere la temperatura di comfort all'interno delle abitazioni, maggior comfort, lavoro per le imprese locali oltre che per i tecnici, riduzione della povertà energetica, che è un dato che sta venendo sempre più a galla negli ultimi anni. Tra l'8 e il 10% delle famiglie italiane non riesce più a pagare le bollette energetiche. Aumento del valore degli immobili e città più belle. Io vi chiudo veramente le ultime diapositive con una riflessione. Nel 1609 Galileo, applicando la matematica all'ottica, è riuscito ad ottenere un balzo in avanti sull'osservazione tramite il cannocchiale, che esisteva ormai da tempo, ma veniva realizzato con metodi artigianali, quindi senza intendo artigianale quando non c'è un controllo numerico sul prodotto finale. Galileo, applicando la matematica all'ottica, riesce a ottenere cannocchiali da prima che permettono 3 ingrandimenti, solo alcuni mesi dopo con 8 ingrandimenti calcolati, potendo misurare le distanze, alcuni mesi dopo con 20 ingrandimenti. Questo cosa voglio dire? Con questo strumento riuscirà a scoprire che la Luna non è sferica, la Via Lattea, Saturno, eccetera, eccetera, eccetera. Ma grazie al calcolo matematico riuscì a vedere più lontano. È quello che dobbiamo fare noi oggi. Grazie all'ingegnerizzazione che dobbiamo applicare nei nostri progetti, e per i quali non dobbiamo più permettere che sia il muratore a decidere al pittore del vicino che sia a decidere che 4 centimetri vada bene. Va tutto calcolato, va tutto verificato. Abbiamo gli strumenti, possiamo farlo. In quel passaggio storico, Alexandre Koyré descrive questo passaggio storico di Galileo in questo modo, con questa frase: si passa dal mondo del pressappoco all'universo della precisione. Anche nell'edilizia, in questo momento dobbiamo passare dal pressappochismo, da chi ci dice ma sì, più o meno va bene in questo, più o meno vanno bene 400, dobbiamo passare dal pressappochismo alla precisione. Possiamo farlo e dobbiamo misurare sia prima della progettazione, sia durante la progettazione, prima della realizzazione, per poter migliorare, perché solo misurando possiamo migliorare i nostri prodotti. Vi ringrazio, spero che sia stato di vostro gradimento.